Amate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti, siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Questa celebrazione nasce veramente dal desiderio profondo ancora di una volta di stare dentro questo luogo, crocevia delle nostre comunità di San Luri e di Vilanova Forro, un luogo che era significato anche di distruzione, un luogo che ormai poteva essere dimenticato, e un luogo invece che la solidarietà, l'amicizia, la fratellanza, la pazienza hanno rimesso in piedi, in segno non solo della gloria degli uomini, anzi proprio per niente, ma in segno, di una fede che si rinnova in un santo che i nostri padri hanno scelto e ci hanno consegnato come protettore. Sant'Antioco, che ha concluso la sua vita nella nostra terra sarda, che ha testimoniato con la sua vita, nella sua sofferenza, nel martirio, la gioia di Cristo risorto, ci possa insegnare in questo tempo che la parola d'ordine non è distruzione, ma costruire. Questo non sarà facile se non ci aggrappiamo all'aiuto del Signore, all'intercessione dei santi. Ed ecco allora, 15 giorni dopo la Pasqua, il senso del nostro essere qua, in maniera diversa da come l'avevamo pensata, ma sicuramente il modo per dire che tutte queste restrizioni non vogliono fermare ciò che è la nostra pietà popolare, che è la nostra devozione, ma soprattutto che la nostra tradizione consegnata dai nostri padri può essere dimenticata. Celebrando questa Eucaristia mettiamo ai piedi di quest'altare, per l'intercessione di Sant'Antioco, tutte le nostre intenzioni di preghiera e chiediamo perdono dei nostri peccati, delle nostre azioni, talvolta non edificanti, talvolta più nello sfilare delle pietre per far crollare le costruzioni personali, sociali, familiari, che non invece rimboccarci le maniche e faticare, perché pietra dopo pietra possiamo costruire assieme. Chiediamo perdono di tutto questo e invochiamo la misericordia del Signore.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che ha associato Sant'Antioco alla passione del tuo Figlio, concedi anche a noi di venire a te sulle orme dei testimoni della fede, per avere parte con loro alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Attraverso la prima lettura che abbiamo ascoltato, che ci parla del martirio di Stefano, ma soprattutto attraverso questa pagina del Vangelo che diventa una profezia, soprattutto in quello che vediamo agli inizi della storia della Chiesa, nelle persecuzioni, ma che tutt'oggi sentiamo anche una pagina viva da tante parti del mondo. Verrete odiati da tutti a causa del mio nome, questo nome di Gesù che continua ad essere un nome scomodo, così come lo è stato in quel territorio di Iglesias, quando tanti arrivavano condannati proprio perché cristiani, proprio perché portavano dentro la loro vita questa testimonianza, il nome di Gesù. Il nome di Gesù che non era una storiella qualsiasi, ma era il risorto. Così Antioco, che era un medico, venne condannato ad metalla nelle miniere proprio per scontare la sua pena, che doveva essere quello che l'avrebbe portato alla morte. Segno quasi di mettere a tacere non solo il nome dei martiri, ma soprattutto il nome di Gesù Cristo. E allora perché questo nome fa tanta paura? Perché è un nome che riattiva il nostro cuore, perché è un nome che scatena il potere di Dio nella nostra vita, che ha la capacità, come dice Maria, di fare grandi cose in coloro che sono umili. Questo santo che è tanto caro alla Chiesa sarda, questo santo che è tanto caro alle nostre comunità, e questo luogo che prima di essere promosso come luogo del cuore da parte del FAI, è un luogo che è stato a cuore alle nostre comunità. Da lì il progetto di ricostruire, ma con un senso ben preciso, quello di riaffidare nelle mani di questo santo la custodia delle nostre comunità, e mi piace pensare delle nostre campagne, per cui è impossibile stare in questa chiesa e non pensare a tutti coloro che veramente spendono la loro vita, le loro energie, le loro preoccupazioni, e soprattutto in questi tempi, pensando ai lavoratori dei campi e coloro che vivono di allevamento, di pastorizia, pensare a tutti i lavoratori. Avere quella capacità di ritornare alla terra non solo come slogan per ritornare a lavorare i campi, ma per ritornare alla terra che è umile. La parola humus deriva proprio da quella terra che è feconda. E allora il segno che è stato accolto e condiviso dal comitato, dalle autorità, che voglio ringraziare per avermi permesso di essere qua in questo momento e di farlo a nome non solo della comunità di San Luri, ma anche di quella di Villanova Forro, per mettere soprattutto in questo tempo la nostra vita, la nostra preghiera nelle mani di questo amico di Dio, che ci insegni prima di tutto l'umiltà, che ci insegni prima di tutto la capacità di riconoscere il Signore, di non aver paura di saperci dire cristiani. Sarebbe ipocrita venire a venerare un santo e poi nella nostra vita invece porre in atto parole e opere che non riconoscono la strada di Cristo, per il quale Antioco non ha dato una parte delle sue forze, non ha dato le sue energie, ha dato il suo sangue, la sua stessa vita. E così
nel martirio è diventato immagine di Cristo stesso. In questo luogo che per me diventa sempre ammirazione per ciò che si è riusciti a fare. Pensavo anche in questi giorni, no? Sarà questo lo spirito, purificandolo da faziosità, da simpatie, antipatie. Sarà questo lo spirito che dovremo avere quando avremo la possibilità di riabitare le nostre piazze, le nostre strade, avere la capacità di metterci insieme a ricostruire un tessuto sociale, un tessuto economico, un tessuto morale, un tessuto relazionale. E questo sarà possibile solo nella misura in cui noi cristiani guardiamo al Signore. Questo ci hanno insegnato i santi. Antioco non era un supereroe, non era un personaggio fiabesco, ma un uomo che ha creduto nel nome di Gesù fino a dare il suo sangue, la sua vita. Questo è vero anche oggi per noi. E quando ci sarà da rimboccarci le maniche, non potremo rinchiuderci nuovamente o idealmente nelle nostre quattro mura che ci stancano sempre di più in questo periodo, ma avere la capacità di stare insieme, perché solo così è possibile. Poi, come in ogni costruzione, uno dice mi piacerebbe farlo così, lo vorremmo fare così, il confronto è sempre bello, è sempre valido, ma l'importante è non fermarsi al confronto, ma tirare su. Arriva un tempo nel quale, uscendo dalle nostre per testimoniare di essere cristiani, non saranno più importanti né gli slogan né i pensieri che vanno oltre le nuvole. Ci sarà bisogno di concretezza. È la stessa concretezza che vedo su questi pani che benediremo alla fine della messa, che vogliono essere un segno del pane condiviso che in questi giorni tanti di noi, nelle nostre comunità stanno facendo attraverso la Caritas, ma anche in maniera molto più silenziosa. Allora l'invito è anche per chi sta pregando con noi in questo momento, per chi poi rivedrà questa celebrazione, a non fermarsi solo al segno. Andate in panificio domani, prendete un pane e portatelo a una famiglia che sapete che ha bisogno di quel pane. E quel pane può essere il segno di un alimento, può essere anche il segno di una telefonata, una persona che sapete sola, può essere anche una piccola chiacchierata, una risata, una semplicemente come stai, ti ho pensato, una preghiera e un pensiero per coloro che vivono il disagio della malattia, per coloro che vivono la preoccupazione per il domani o per chi già aveva perso il lavoro. Ritornare alla terra significa ritornare ad avere piedi per terra e quindi non misconoscere la nostra realtà per quanto dura possa essere, ma quello che ci caratterizza come cristiani è saper avere uno sguardo che è rivolto al cielo, perché da lì proviene quella forza che il Signore ci dona. E questo ci insegnano i martiri, questo ci ha insegnato Sant'Antioco. Per cui non preoccupatevi di come difendere voi stessi. Questa parola del Vangelo spezza la catena dell'egoismo. Mi hanno segnato, e spesso l'ho ripetuto in questo tempo, anche durante le omelie, le parole di Papa Francesco, in quella preghiera in una piazza San Pietro vuota, quando ad un certo punto ci ha ricordato che eravamo tutti sani in un mondo malato, di egoismo, di interessi, di lamentele,
di simpatie, antipatie. Noi abbiamo la possibilità, non gli altri, noi abbiamo la possibilità, io ho la possibilità di essere una persona diversa, perché di fronte a questa storia, di fronte a queste righe drammatiche, possiamo veramente dare nuovo slancio, novità. La campagna è già di per sé lo specchio del mistero che la Chiesa annuncia, no? Attraverso le stagioni, quando tutto sembra ormai secco, quando tutto ormai sembra morto, come per magia, tutto rifiorisce, tutto rinverdisce e nessuno lo può fare con la forza del suo pensiero, ma è dono. E i nostri padri ci hanno insegnato che è dono di Dio. Riconoscere questo dono per veramente riprendere nuovo slancio. Continuiamo questa Eucaristia rinnovando al Signore attraverso l'amicizia di Sant'Antioco, la sua protezione, benedizione sulle nostre comunità e su tutti coloro che lo invocano veramente per ottenere le grazie desiderate. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria del santo martire Antioco, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Antioco ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Arrigo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Angela Puceddu e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Antioco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il Signore mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, e il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, e l'amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Preghiamo. O Dio, che nella memoria di Sant'Antioco ci hai fatto partecipare a questo sacro convito, memoriale della morte del tuo Figlio, fa che insieme ai tuoi santi martiri diventiamo coeredi della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, al termine di questa celebrazione, ecco il ringraziamento per chi ha reso possibile questo momento, ma soprattutto l'abbraccio fraterno alla comunità di Villanova Forro e di San Luri, perché con la benedizione del Signore possa veramente scendere per intercessione di Sant'Antioco su di noi, possa aiutarci e sostenerci in questo tempo e possa soprattutto far crescere in noi il desiderio. Il prossimo anno ci ritroveremo su questo cammino per esprimere nuovamente tutti assieme, fisicamente presenti. Questo è importante, il nostro affetto e la nostra devozione per questo santo, a cui veramente mettiamo nelle sue mani soprattutto coloro che soffrono a causa dell'odio, a causa dell'ingiustizia. Il pane che benediciamo al termine di questa celebrazione sia il segno di quella condivisione che però nasce dall'Eucaristia, che è il corpo del Signore, che è dato per noi e per molti. E quel pane spezzato ci ricordi il segno profondo di questa fede che sempre deve essere alimentata, come ci hanno insegnato i martiri. Invochiamo la benedizione del Signore, che lo facciamo attraverso anche la reliquia che è custodita nella nostra comunità di San Luri.
Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Antioco, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antioco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Antioco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi pani, sulle nostre campagne e vi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Come consuetudine in questi momenti salutarci e con l'augurio veramente di Atrus Annus e ritrovarci qua numerosi veramente per poterci riaffidare a questo santo, ringraziando sempre i nostri padri anche di averci donato questa devozione. Lo faccio anche a nome della Presidente del Comitato di Sant'Antioco Begio, la dottoressa Lucia Mucci, e ovviamente ancora una volta il ringraziamento per coloro che ci hanno permesso di vivere questo momento. Buona giornata e buon pranzo a tutti. De Sagresia Santa honori terrori de subagano Sant'Antioco solcitano sias nostro intercessori o martiri solcitano tanti onorao in saderra postosi insultima guerra non os invoqueos in vano ma de Deo soberano impetre suo favori Sant'Antioco solcitano sias nos